Amici, buongiorno, bentornati allo Scrigno del Calcio e alla partita della settimana, la rubrica La partita della settimana. Ogni settimana, ogni sabato, andiamo a ripercorrere una partita del passato che si gioca nella giornata attuale di campionato, e come vi ho detto tante volte, ogni tanto ve lo ripeto, ma perché potrebbe esserci qualcuno che guarda i miei video per la prima volta, sto cercando anche di pescare delle partite che si siano giocate più o meno nello stesso periodo in cui vengono giocate oggi, e oggi è il turno del derby lombardo Cremonese-Atalanta. Oggi è l'8ª giornata, io vi porto un Cremonese-Atalanta che si è giocato alla 7ª giornata, più o meno, dai, ci siamo, anche perché il periodo è questo: 22 ottobre del 1995, cioè stiamo parlando esattamente di 30 anni fa, stagione 95-96, Cremonese-Atalanta. È la 7ª giornata, la partita finisce 1-1 ed è un risultato che soddisfa molto di più l'Atalanta di Mondonico, che è partita anche discretamente in campionato ed è una neopromossa in quell'anno, mentre la Cremonese è al 3° anno consecutivo in Serie A e sarà l'ultimo. E pensate che fino al 2021 la Cremonese non tornerà più, anzi fino al 2022 la Cremonese non tornerà in Serie A, e quelle sono le ultime partite della Cremonese in Serie A prima di un lungo letargo. E la Cremonese di Simoni è partita malissimo in quell'inizio di 95-96, non ha ancora vinto nemmeno una partita e non ne vincerà per un altro mese, perché la prima vittoria arriverà contro il Padova solamente alla fine di novembre. Cremonese-Atalanta è anche una bella partita, abbastanza combattuta, finisce 1-1, succede tutto nel primo tempo, l'Atalanta va in vantaggio al 22esimo con un grande talento degli anni 90, Domenico Morfeo. Tra l'altro andatevi a vedere il gol, è molto bello. Morfeo viene servito da un altro grande talento che purtroppo non ha potuto dimostrarlo, che è Federico Pisani, che purtroppo morì l'anno successivo in un brutto incidente. Era veramente tanto bravo Pisani, un po' magrolino, un po' piccolino, ha un talento eccezionale, avrebbe potuto fare veramente una bellissima carriera. Cross dalla destra di Pisani, di sinistro, Morfeo al volo, sempre di sinistro, mette la palla in rete e l'Atalanta va in vantaggio. Al 43esimo pareggia la Cremonese con Perovic, che poi ricorderanno anche i tifosi dell'Ancona, che giocò nell'Ancona qualche anno dopo, quando l'Ancona fu promossa in Serie A, sempre con Simoni in panchina, una specie di fedelissimo di Gigi Simoni. Finisce 1-1, la Cremonese nel secondo tempo le prova tutte, colpisce anche un palo, ma non riesce a vincere la partita, che finisce 1-1 e i grigiorossi rimangono a secco di vittorie anche in quella settimana. Alla fine della stagione, alla fine del campionato, come vi ho detto, la Cremonese retrocederà in Serie B, arrivando 17esima davanti solo al Padova, fanalino di coda, mentre l'Atalanta arriverà 13esima, salvandosi abbastanza comodamente, perché arriverà con 7 punti di vantaggio sul quartultimo posto, quindi una salvezza abbastanza tranquilla, e sarà anche finalista perdente di Coppa Italia, sconfitta dalla Fiorentina, che vincerà 1-0 la partita d'andata a Firenze e vincerà anche a Bergamo 2-0, privando l'Atalanta del successo in Coppa Italia. Atalanta molto sfortunata nelle finali di Coppa Italia che ha disputato, sia quella negli anni 80 col Napoli, sia questa appunto con la Fiorentina, che poi anche quelle successive con la Juventus negli anni recentissimi. Vi faccio vedere il servizio, le immagini, insomma, le foto del guerisportivo di questo Cremonese-Atalanta di cui vi sto parlando. Eccolo, qui ci sono anche i due gol, il gol di Morfeo e accanto il pareggio di Perovic della Cremonese. E poi qui ci sono altri due contrasti, diciamo, della partita, con il tabellino fatto molto bene, devo dire, nel 95-96, lo schieramento delle squadre e il tabellino con qualche nota, i marcatori e il risultato in alto. E poi vi faccio vedere anche l'album con le due squadre. Questa è la Cremonese 95-96 con tutti i giocatori, e questa è l'Atalanta. Adesso ci arriviamo,
questa è l'Atalanta, dove in questa pagina qua potete scorgere, allora lo faccio vedere subito, un giovane Christian Vieri che farà anche discretamente in quell'anno, segnerà diversi gol, credo sia arrivato anche a una buona doppia cifra, adesso non mi ricordo esattamente il numero di gol, ma li fece comunque Vieri all'Atalanta in quella stagione. Questa è Cremonese Atalanta del 95-96. Oh ragazzi, sono passati 30 anni dal 95-96, sembra un pochino più vicino, almeno a me. Questa è la partita della settimana. La settimana prossima ci rivediamo con un'altra sfida che si giocherà nel turno di campionato, e io andrò a ripercorrere insieme a voi una partita, la stessa partita ma giocata in passato. Iscrivetevi al canale, lasciate i commenti, lasciate gli hype che si possono lasciare dal cellulare, e così i video aumentano anche come visibilità. Tanto è gratis, voi mentre vi guardate il video lasciate like, non perdete neanche particolarmente tempo. Ci vediamo la prossima settimana con la partita e ci vediamo lunedì con le altre rubriche. Tanto tutti i giorni escono video sempre alle 13. Ciao!